un tempo sulla terra regnava un sorriso di pace, ma l'uomo trasformò quel sorriso di pace nel più terribile dramma della follia. E come in un sogno di leggenda pareva che guidasse i 4 cavalieri dell'Apocalisse a torce accese, appiccando il fuoco ovunque, facendo tremare il mondo. Milioni e milioni di cadaveri imputridirono dentro e fuori dalle fosse, molti senza croce e senza fiori. Vinti e vincitori, travolti dal turbine di tutte le infamie, dovettero pagare con estrema sofferenza la stupida brutalità dei criminali che, accecati dall'ambizione e dalla sete del potere, prepararono ed attuarono le guerre.
Travers! Che strano. Maledizione, fratello. Chi è stato? Sono stati loro? Sì, eh? sono stati loro. Erano in molti. Ti fa male, vero? Dove erano diretti? Da quella parte. Vattene. Scappa. Ah! Fratello. Fratello. Rispondi. Questa maledetta guerra, quando finirà? No, no. Schifosi. Dio. Perché? Perché non porti la pace che hai promesso?
Nein, da ist er nicht. Auf die andere Seite. Pass auf! Stanco, amico? C'hai sede, eh? È solo acqua, ma puoi bere. Non sei armato. Ma non è igienico viaggiare da ste parti senza una pistola. Ci stai tedeschi. Ma come stai a soldi? Bene, nessuno può dire che Ottavio rifiuta di concludere un affare. Io piglio due soldi e tu pigli la pistola. Com'è che hai detto che ti chiami, camerata? Non l'ho detto. E mai voltare le spalle allo strozzino. È un errore senza rimedio. Da queste parti il mio nome è il lupo. Tenente Heinz, questi sono gli uomini. Sergente Hillinger, Sergente Müller, radiotelegrafista Fischer, Hermann, Strasser. Benvenuto, Tenente Heinz. Ho sentito parlare molto bene di lei, come un brillante ufficiale e un valoroso soldato, che si è distinto in molte azioni di guerra. Il tenente Heinz, la contessa Dal Monte. Molto lieta di conoscerla, tenente. Le sue parole mi confondono. Dette da una nobildonna del suo rango meritano tutta la mia personale considerazione, anche se non sono abituato ad accettare con facilità i complimenti. Molto bene, von Kruger. Contessa? Sono un po' stanco, vorrei ritirarmi. Prego, tenente, le faccio strada. Grazie.
Hello, sono il tenente Heinz. Avvertite il tenente von Kruger che lo attendo nella mia stanza. E subito! Si avvicini, tenente. Questa camera è ben fornita di ottimi liquori. E vedo delle bottiglie di cognac, del miglior cognac spagnolo. Brindiamo, tenente. Alla nostra salute e alla salute del Reich. Heil Hitler. Per quanto ci si conosca da poco, immagino che lei sia un ottimo ufficiale. All'alto comando sono molto indignati e decisi a risolvere definitivamente questa situazione di guerriglia. E io sono venuto qui per questo. Si accomodi, tenente. Vede, tenente Heinz, ogni azione che abbiamo condotto contro i partigiani ha dato esito negativo. Nessuno li conosce, nessuno parla. La grossa carta che hanno in mano è la conoscenza perfetta dei luoghi, per cui riescono a dileguarsi senza lasciare traccia. A parte i cadaveri dei nostri soldati, che ritroviamo di tanto in tanto qui nei dintorni, nella zona vicino alla base. Tenente von Kruger, adesso comincio finalmente a vederci chiaro. Mi dica, a chi è affidato il comando del presidio italiano? Al maresciallo dei carabinieri Sorrentino. Senza perdere altro tempo, lo avverta immediatamente che lo attendo nel mio ufficio. Può andare. Heil Hitler. Aspetti, ho un'altra cosa da dirle. Insieme al maresciallo, faccia venire anche il podestà. D'accordo. Signori, ora mi sembra di vedere chiara la situazione. In definitiva, nessuno di cui mi possa fidare, conosce perfettamente i luoghi come li conoscono Lupo e la sua banda. Pertanto il problema è uno solo. Questi maiali sono peggio delle talpe, scivolano come anguille. Ma noi siamo più furbi di loro. Dobbiamo essere pronti e decisi a farli uscire dalla loro tana. Tenente von Kruger, telegrafi immediatamente all'alto comando. Voglio qui un ufficiale italiano che conosca molto bene la zona. Il tenente Mastroianni? Sì, sono io. Bitte, voglia seguirmi. Il tenente Heinz la sta aspettando. Va bene.
Salve, tenente. Molto piacere di conoscerla. Quel baraccamento laggiù deve essere molto importante, immagino. Vedo che c'è scritto laboratorio chimico. Sì, è una cosa a cui teniamo molto. E quale dovrebbe essere il mio compito? L'importanza strategica della base è di portata incalcolabile. Ma un grosso pericolo minaccia la nostra sicurezza. Una banda di criminali. Ah, il lupo. Già, è così che si fa chiamare il loro capo. Per questo lei è qui. Lei mi deve portare quel bandito vivo o morto. Certamente, tenente. Stia tranquillo. Cercherò di fare del mio meglio. Ehi tu, dov'è il parroco? Non ci sto. E dove si trova? A Roma, dal Papa. Come dal Papa? Avanti, spiegati meglio, ragazzo. A Roma. E sai quando torna? Credo fra 2 giorni. Grazie, piccolo. Ciao, tenente. Minchia, puttane con sete avolo! E spiegatevi, figli di inchiappata! Che vi devo prendere a tempolate! Corno, e fate presto! Scendete, essere cantere! E che il tenente vi deve aspettare ancora sulle scale! Vi devo mettere le ali a quei piedi fetosi! Amorin! Ma rompino i balli! Oh! 600 pastori agli ordini, tutti presenti! Bene, ragazzi, andiamo. Camerati, da oggi inizieremo la caccia sul Picco Benevento. Sembra febbricitante. La borraccia. Bevi, lupo. Portiamola a casa. Ecco. Allora, Su. piano, piano. Su. Buono, su, non piangere. Adesso arriva papà. Dormi, No, poverino. Il latte, bolle.
Calmati, Maria Teresa. Non può essere successo niente. Marco non lo prenderanno. Tu non lo conosci, mio fratello. Chi può essere? I tedeschi. Ho paura. Aspetta un momento. Buono. Ma non mi sembrano tedeschi. Sembra Marco. Ma non è possibile. Ah, sì, è Marco. Marco? Sì, lo portano a spalle. Sei sicura? È ferito. Ferito? Oddio, tieni il bambino. Buono. Marco! Marco, cosa ti è successo? Sei ferito? Calmati, Serena, calmati. Ha solo la febbre, portiamolo su. Da questa parte, fate piano. Piano. Coraggio, su. Piano. Ecco. Attento. Ecco. Marco. Come ti senti, amore? Ma sta sudando. Dimmi, Valerio, che cosa è successo? È stato dopo la schermaglia alla palude. Lì ci siamo divisi e l'abbiamo trovata a 1 chilometro da qui. Era svenuto. Su, presto, Serena, va a prendere il chinino. Sì. Ecco. Non c'è rimasto che questo? Basterà appena per questa notte. Allora dovrai andare in paese a prenderne dell'altro. Va bene. Su, Marco. Su, amore. Bevi. Italienische Irland ist sehr schön. Aber ich denke immer zu meinem Berlin. Ja, ich auch. Aber der Führer hat nicht fertig mit der Krieg. Verdammt, Krieg ist Krieg. Hey, Silverco. Schöne Fräulein, Italienerin immer schön. Halt, signorina, per favore, fermi. Buongiorno, signorina. Dove andare lei, signorina? So affari miei. Molto bella, molto carina questa signorina. Ma Mammori ammazzato! Ehi, questo qui non deve fare. Questo è molto grave, eh? Ora vieni con me, io fa vedere. Tu! Come here. No! Ma che fate, disgraziati? Ma che siete pazzi? Pazzi! Maledetti! Tuo fratello non sarà contento. Buongiorno, tesoro. Ciao. Come ti senti? Va meglio. Molto meglio. Sono contenta. Dammi una sigaretta. Sì, amore. Grazie, Teresa. Tieni. Avanti. Vai, caro. Vedi che tutto passa? Come va, Valerio? Brutte nuove, purtroppo. I tedeschi hanno stretto i freni. E sai una cosa?
È arrivato un nuovo tenente delle SS che sostituisce l'altro. Un bastardo. Chi è? Heinz Warner. Heinz? E non è tutto. Il tenente tedesco ha chiamato al comando del distretto un ufficiale italiano che conosce molto bene i luoghi. E sai chi è? Chi è? Andrea Mastroianni. Andrea. Purtroppo gli addii mi lasciano senza parole. Non piangere, dovrai essere forte. Quando i cannoni cesseranno di tuonare, io tornerò da te. E sono sicuro che tu sarai qui ad aspettarmi. Sì. Sono sicuro che tu sarai qui ad aspettarmi. Sì. Ad aspettare. Ad aspettare. Sì. Ad aspettare. Va un po' a vedere cosa è successo. Maria Teresa, che hai? Cosa sta succedendo laggiù, Valerio? Niente, solo un po' di caffè versato. Coraggio. Vieni su. Allora, niente. Visto che sono già migliorato abbastanza in una notte, spero di essere in forza per quando verrà il momento. Ma se hai ancora la febbre, non puoi guarire in 2 giorni. È una vera pazzia esporti così. Dovrò, cerca di capire, è per la nostra libertà. Sei un testardo. Ricordati che hai un figlio. È per lui che combatto, donna. Calmati, Marco. Lo ha detto perché ti ama. Sì. Hai ragione. Quei bastardi. Da quando è arrivato il tenente delle SS, hanno impiastricciato tutti i muri di proclami. Se ne prendo uno, lo sgozzo! No, Valerio. Basta con le azioni individuali. Ora dobbiamo essere molto prudenti. Per qualche tempo coltelli e pistole in tasca. Un vostro sbaglio potrebbe compromettere l'azione che dobbiamo compiere. D'accordo, faremo come vuoi. Sì. Comunque quel giorno non saremo soli. Con noi ci saranno le aquile volanti. Oh, salve. Salve. Siccome anche la guerra vuole le sue distrazioni, questa sera alla villa della contessa Dal Monte c'è una festa in mio onore. Lei è ufficialmente invitato a parteciparvi. Allora dovrò mettermi un po' in ordine e dimenticheremo di essere in guerra. Grazie. Verrò senz'altro, tenente. Heil Hitler. Serena. Andrea. Serena. Finalmente sei tornato. Come sono contento di rivederti. Ma dimmi piuttosto, tuo fratello? Serena. Allora? È morto. Come? È morto Marco. E dov'è successo? Lo voglio sapere. A Cefalonia. Sono morti tutti. Ho pianto tanto che non ho più lacrime. Coraggio, Serena. La guerra è crudele. Su, vieni. Andiamo a sederci. Buongiorno, signor tenente. Senti, Serena, hai notizie di Maria Teresa? È viva? Sì, lei è viva. Ah, finalmente. E dove si trova? Riuscì a fuggire la notte che i tedeschi le bruciarono la casa. Nessuno sa dov'è. Ma come? Nessuno sa dove si trova, è strano. Signor tenente, una comunicazione telegrafica dal comando. Vengo subito. Vai pure, sergente. Devo rientrare. Ma ci dobbiamo rivedere presto. Diamoci un appuntamento e cerca di sapere qualcosa di Maria Teresa. Sì, d'accordo. Dove ci vediamo? Fuori del paese. Ricordi il vecchio mulino? Sì, dove giocavamo da ragazzi. Proprio quello.
Ciao. Tenente? Barone? Cos'è? Il Führer si è innamorato? Com'è, bionda, bruna, ariana o ebrea? La prego, barone, contegno. Mi meraviglio che lei faccia dello spirito sul Führer. Tenente von Kruger, voglia scusarmi, cercavo solo di rendere simpatica la figura del Führer. Perché ero curioso di sapere quali sono i suoi gusti in fatto di donne. Certamente lei sta scherzando, ma l'essere a cui il Führer rivolge il suo amore è una donna chiamata V2. Oh, molto interessante. Buonasera. Signori, siate i benvenuti. Era è terribilmente affascinante. Oh. Leonetta, salve, come va? Bene, cara. Tu conosci... Confessa. Ah, molto lieta. Cara, come va? Bene? Osvaldo! Osvaldo, ma dove? Oh, eccoti qui. Su, sbrigati, lo champagne, non per aspettare gli ospiti. Sì, subito, signore. Ecco il capo. Silenzio, fate silenzio. Dall'aspetto sembra che tu stia meglio. Come va? Sei guarito? Spero di farcela. Ho sentito il concerto, molto bello, ma non è prudente. Dunque, ragazzi, fateci la carta. Il piano La Capramangia è questo. Aprite bene le orecchie. Appena in contatto radio con l'aereo, ci dirigeremo nella zona di sgancio. Paolo accenderà le 3 cataste a valle. Tu accenderai quelle a monte. Francesco, al ricevitore, continuerà a dare le istruzioni per lo sgancio. I paracadutisti saranno 6 o 7. Appena a terra ci occuperemo di loro, aiutandoli a portare le armi e l'esplosivo. Bisogna agire rapidamente. Vai. Operazione Capramangia ricevuto. Via libera. Bene, inizia l'azione, ragazzi. Buona fortuna. E fate attenzione a non prendere troppo freddo. Andate. Onorato. Barone. A più tardi. Buonasera. Buonasera. Il tenente Erlitzka, la contessina Dal Monte. Il tenente von Kruger. Sono lieta di conoscere. L'onore è tutto mio, contessina Dal Monte. Mi concede l'onore del primo ballo? Volentieri. E io posso? Certamente. Deve avere un carattere eccezionale, un brillante ufficiale, nonostante sia molto giovane. Sì, molto giovane. Attenzione, prego, tenente Warner! Tenente Warner! Benvenuto. Silenzio! Basta così. Venite avanti, prego. Un attimo d'attenzione. Ho il gradito onore e il grande piacere di presentare a voi tutti il tenente Heinz Warner. Il tenente Heinz è l'ospite d'onore della serata, l'uomo che ci difenderà da una spietata banda di pericolosi banditi e ferocissimi criminali. Vi ringrazio. Ma ora riprendete pure le vostre danze.
buonasera. Ma Pippo, sei sempre lo stesso. Ma non ti sta- abituerai mai a stare in società. Sei un marito impossibile. Buonasera. Buonasera. Ma che razza di marito mi sono andata a prendere? Sei un buon a nulla, un fannullone, un perditempo, un essere incivile. Ma io non riesco a capire. Eppure Cameriere. l'ho tentato. Un po' di champagne, cara? Sì. Questi nostri amici americani si fanno attendere un po' troppo. Sì, capo, questi Yankee si fanno desiderare. Colomba nera, prendi il gatto e vai in perlustrazione. Va oltre il fiume. Portami notizie. Va, Colomba nera, va. Va bene, d'accordo. Salve, fratello. Come stai? Ciao, Serena. Ma questi americani quando arrivano? Presto, molto presto. Tra poco saranno qui. Sono un pugno di uomini, ma anche un pugno di dinamite. Comunque, Serena, distribuito il caffè, torna a casa da Maria Teresa e da mio figlio. Sbrigati, va. Il radiotelegrafista ha ricevuto un messaggio. L'aereo ritarderà. Bene, va. Certo che voi tedeschi siete precisi in tutto, inappuntabili, ed è per questo che siete anche dei perfetti soldati. Sì, ma noi tedeschi non pensiamo soltanto alla guerra. Anche se ora siamo al servizio del Reich, ci sono altri valori da apprezzare. Per esempio quelli di una vita tranquilla. Io penso molto al mio paese, alla mia città, a Berlino. Vogliate scusarmi, ma devo andare. Chi si rivede dopo tanto tempo? Andrea Mastroianni. Pardon, il tenente Mastroianni. La contessina Balestrieri. Sei diventata ancora più carina. Ma tu piuttosto. Vedo che non hai perduto niente del tuo fascino. Che ne diresti se brindassimo al nostro incontro? Ottima idea. Cameriere? Champagne? Al nostro incontro, va bene? Alla nostra vecchia amicizia. Balliamo? Come? No. Volevo dire sì. Ti hanno trasferito per sempre qui? E qual è il tuo compito? Devo dare la caccia a un bandito, il lupo e la sua banda, che spero di catturare al più presto. Almeno me lo auguro. Sì, ma finalmente possiamo bere qualcosa. Prego, tenente. Grazie. Alla salute, tenente. Grazie, gustosissimo davvero. È deliziosa questa festa, vero? La vedo piuttosto in forma questa sera, tenente Mastroianni. Anche lei è in forma. Ma no. Posso servire io il cocktail? Allora, signore e signori, un brindisi. Un brindisi al tenente Heinz.
Al tenente Heinz! Grazie. Sono commosso di tante attenzioni. Oh, quanti convenevoli, perché non riprendiamo le date? Un attimo solo, contessina. Volevo proporre un brindisi al tenente Mastroianni, perché la sua missione dia buoni frutti. Al tenente Mastroianni! Al tenente Alla missione del tenente Mastroianni! E quella chi? Adesso gli facciamo un po' di paura. Andiamo da quella parte. Dai, spariamo adesso. Lasciatemi! Voglio parlare con Lupo. Portatemi da lui! Sì, Portatemi da lui, vi prego! Andiamo. Dai, muovete! Ma non piangi, andiamo, poi te portiamo da lupo. Guarda, colomba nera. Sembra che abbia preso una donna. Eccolo che arriva. Ehi, colomba, cosa hai portato di buono? Non vorrai tenertela tutta per te, eh? Abbiamo trovato questa ficcanaso, dice che vuole parlare con il lupo. La contessina Dal Monte. Lupo, ho una notizia da riferirti. Vengo dal ballo. Ho sentito tutto. C'è un tenente italiano che ti cerca. Sì, so già tutto. Questa volta forse sanno dove prenderti, dove trovarti, e io non voglio. Sono contento. Contento, ma anche sorpreso. Colomba nera? Colomba nera! Su, fai presto, portami il mitra. Brigati. Tieni. Accompagna la contessina Dal Monte sino al sentiero. Sta attento ai tedeschi e soprattutto non avvicinarti troppo al paese. Non ti preoccupare, piuttosto va alla radio e non dormire. A presto. Grazie, Marco. Ma non vorrei che ti succedesse qualcosa. Devo ammettere che avverto in lei la fiera personalità del classico ufficiale tedesco. Gentile, affabile eppure riservato. Non vorrei che dietro il suo aspetto si celasse un cuore insensibile, perché la carne può essere mutilata, ma l'anima mai. Se si riferisce soltanto al mio braccio, potrebbe anche aver ragione. Ma non ho mai permesso a nessuno di guardare nella mia anima. Notizie? Adesso mi metto in comunicazione con l'aereo. Ecco.
Base X15 a volo 42. Base X15 a volo 42. Rispondete. Ecco. Trasmettono. Allo? Pronto? Mi sentite? Ok. È tutta la notte che l'agnello aspetta. Quando arriva il latte. Tra poco vi mandiamo il latte condensato, ma anche la capra ha fame. Preparate l'erba. Roger. Bene. Mi scusi, tenente Hines. Cosa posso fare per lei? Niente. Beviamo qualcosa piuttosto. Alla nostra salute. Al Reich. Mi scusi, contessa. Michael. Contessa. Tenente von Kruger. Tenente Mastroianni. Seguitemi. Eccoci. Mi raccomando, bruciate i paracadute. Andiamo. Salve, amico. Preso freddo, capitano? Tutto bene? Tutto ok. Mi chiamo O'Hara, del 432esimo Truppe Paracadutate. E sono qui per la capra mangia. Io sono il lupo. La capra non è ancora sazia. Bene, siamo dalla stessa parte. Dica ai suoi uomini di lasciare i paracadute. I miei penseranno a bruciarli. Ok. Salve, ben arrivati in Italia. Ecco il vostro capitano. All right? All right. E l'esplosivo? Lo ha preso il gruppo Civetta. Allora mi sembra che tutto funzioni. Tutto è a posto. Raggiungiamo il lupo. Andiamo, ragazzi. Smith? Yes. Dave? Yes.
Roger. Yes. Brown. Yes. Diane. Yes. Caporale John. Caporale John. Dov'è John? Ho chiesto dov'è. Deve essere stato preso. Come preso? Non so di preciso. Dove? Sarà rimasto impigliato a un albero e i cani di Heinz l'hanno fiutato. Questo proprio non ci voleva. Certo, non gli serve morto se vogliono interrogarlo. Il piano La capra mangia non si può più attuare. Tenteremo con quello di riserva. Fotografia. Ecco. Va, corri a chiamare Lisa e Donatella. Servivano in caso di necessità. Dunque, il baraccamento che vedete, contraddistinto da una freccia gialla e nera, è il laboratorio chimico militare, sul lato destro del campo, e cioè uno dei nostri principali obiettivi. A questa operazione parteciperemo soltanto il capitano Ara, Lisa, Valerio ed io. Il nostro scopo è far saltare in aria la base. E per far entrare l'esplosivo dobbiamo eludere la sorveglianza. Voi tutti forse sapete che ogni sabato sera arriva ai tedeschi un camion. Ci apposteremo qui, vicino al bivio delle 7 Croci, tra un posto di blocco e un altro, non molto lontano dalla base. Avete visto come sono puntuali? Ecco le nostre amiche. Da questo momento in poi non si scherza, non si scherza. Bisogna agire con la massima rapidità prima che quei fessi se ne accorgano. Ecco le colombe. Adesso basta, Carl. Smettila. Sto figlio Androcchia. Americano. Allora proprio non vuoi parlare. Hai mai letto il Mein Kampf? Ora basta, americano. Non ti si vuole proprio sciogliere la lingua, eh? Mi dispiacerebbe molto vedere un coraggioso come te finire in una bara così giovane. Perché vi hanno paracadutato? Quali sono i vostri piani? Parla, maiale! Vedo che ti ostini a tacere. Mi costringerai a fare quello che non voglio. Basta così, maresciallo Holtz. Alla scuola di guerra di Berlino le hanno forse insegnato a seviziare un uomo legato ad una sedia? Wolfgang, hast eine gute Reise gemacht mit den Mädchen, was? Vorwärts, weiterfahren.
Joe, i nostri amici ce l'hanno fatta. I sediti Speriamo che possano arrivare fino in fondo. Ah, sì, non ti preoccupare. Sì, andiamo. Oh, ma che vuoi fica subito? E aspetta. Sì, ho capito, ma non mi fa male un minuto. Eccoci qui. Mi raccomando, fate attenzione a mettere le cariche in ogni singolo baraccamento. Certo. Fate un bel lavoro. E mi raccomando. Ha ragione. Fango negli occhi. Se ci prendono, ci spediscono in Germania a No, zappare no, la sì, terra sì. in un campo di concentramento. Andiamo. Forza ragazzi, e in bocca al lupo. Su, avanti. Vieni con me. Voi andate da quella parte. Anche tu. Ok. Vai da quella parte, piano. Quanto ti sei fatta aspettare? Vieni qui. Come here. Aksu, ma tu non sei. Sta buono, non farai più analisi per tutto il resto della tua vita. Faccia di patata, alza le mani. Non uscirai vivo di qui. È quello che vedremo. Perciò fai quello che ti dico, se ti preme la pelle. Chiama la sentinella, ma attenzione. Ho il dito molto nervoso. Corporal! Brauchen Sie etwas, Herr Kommandant? Digli di gettare il fucile. Svelto sparo. Werfe die Waffe. Digli di chiudere la porta. Schließe die Tür. Digli di avvicinarsi. Komm näher. È arrivato qualche messaggio? La radio non trasmette. E non trasmetterà mai più. Cos'è questa pagliacciata? Poche storie. Voglio l'americano. O ti spappolo il cervello, Heinz. Vai. Ciao, John. Credi di essere furbo, amico. Ma sta attento. Un giorno ti prenderò. E quel giorno la pagherai cara.
scoppiando tutto, è la fine del mondo. Complimenti, capitano. Avete vinto. Grazie. Quello. Per la miseria, John. Se non era per l'orologio, adesso salivo gli scarini del paradiso. John. John. Ma cos'hai? Sei ferito? Non è niente. Andiamo. Su, andiamo, ti porto alla sala dei credenti. Ma che fai? Staremo al sicuro. Massimo, sta a Roma Porto, San Gennaro mio, ma che male, cacchio fa? Non si rende conto delle conseguenze di questo assurdo fallimento. Bene, molto bene. Mi rendo conto che in Italia i tradimenti e i colpi alle spalle sono all'ordine del giorno. Ma io non intendo sopportarli oltre. Chiaro? È mai possibile che un gruppo di banditi male organizzati con l'aiuto di 4 paracadutisti riesca a far saltare una base come quella che avevamo? Tenente Mastroianni, ho sperato molto nella sua venuta, ma vedo che mi sono sbagliato. Dunque lei è così incapace da non riuscire a scovare il nascondiglio di quei criminali. Ascolti bene. Un laboratorio di chimica di grande importanza strategica è esploso. 25 morti e 10 feriti gravi. Mezzi singolati, camion, sidecar e camionette, tutto finito in un rogo! Siete degli imbecilli! Accendete la luce! Cosa mi risponde? Non ha proprio niente da dirmi in sua difesa, tenente? Come? Un tic. Già. Dalle sue note caratteristiche si capisce chiaramente che lei non è mai stato un vero fascista. Tenente Mastroianni, lei è entrato nella RSI più spinto dalle circostanze che per deliberata scelta. Si ricordi, Tenente Mastroianni, che se avrò il sospetto che qualcuno tradisce, sarò implacabile. Il mio dovere di soldato non mi permette indecisioni. I rinforzi che mi ha promesso l'alto comando arriveranno al più presto. D'ora in poi dirigerò personalmente le operazioni. Questa volta il lupo non mi sfuggirà. Ormai l'ho visto in faccia. So chi è il lupo. Non ho più intenzione di perdere tempo. Sarà lui e la sua banda a presentarsi spontaneamente nelle mie mani. E vorrei molta collaborazione. Molta collaborazione da tutti. Quella che non riesco ancora a trovare. Ho parlato chiaro? Tenente? Mi ascolti bene. Questa guerra va fatta senza ombra di pigrizia, in nome del Reich. Lei dovrà portarmi il lupo, vivo o morto. Come? Ve l'ho già detto. È un tic. Dottore! Aprite per piacere, dottore! Ehi, Serena! Sono qua! Che strilli? Oh, finalmente, dottore! La stavo cercando. Ah, Serena. Dottore. Ma che vuoi? Che c'è? Ma vuoi mettere i pasticci un'altra volta? Dottore, per carità, deve aiutarmi. Mi posso fidare solo di lei. Si tratta di un americano. È ferito grave. Solo lei lo può salvare. La prego, dottore. No, ma che te preghi? Se pregano i santi. E qui finché si trattava delle medicine potevo correre il pericolo, ma adesso... Oh, dottore. Oh, insomma, Sere, e qui rischio di finire al muro, Dottore, io non la obbligo, no, ma affido alla sua umanità. Ma... vabbè, lo farò. Ma che sia
L'ultima volta, eh? Grazie, dottor. Lo sapevo che non si sarebbe rifiutato. Andiamo, presto. che Presto, ti che sta devi arrivando fare una colonna cascate? tedesca di rinforzo. E sbrigate. Ma quanto sei lento. Ma come torniamo? Piano, Ti ho detto che mica adesso, son ancora non ha podista, capito. Ah, vedi questo. Ah, no. Io non lo so proprio. Corremmo tanto, mannazza, a fa fucilare. Ah, sì. La vedi quella fossa? Lì dentro domani ci saranno 40 cadaveri e forse ci sarà pure il mio. Ma andiamo. Andiamo. E si fa presto a dirlo. Tanto a te che te frega. Ah, dottor, qui ci dividiamo. Ciao, dottor. Eccoci qua, Serena. Allora, hai saputo di Maria Teresa? No, Andrea, invano ho chiesto. Nessuno mi ha dato notizie. Come sarebbe? Avevi promesso che ti saresti informata, cavolo. Non puoi dirmi che nessuno sa niente. Sei una bugiarda. E vuoi farmi soffrire? No, non dire questo. Non voglio che tu soffra. Perché io ti amo. Ti amo e ti desidero. Ma Serena, è da un anno che io non... Serena. Serena, bella. Achtung, Achtung, attenzione, per ordine dell'alto comando tedesco, dopo l'increscioso incidente che ha sconcertato le autorità del Reich, abbiamo deciso di rompere gli indugi e di non lasciare più respiro ai criminali che hanno distrutto una delle più importanti basi. Pertanto, avvertiamo che se i responsabili non si presenteranno entro 48 ore che partono da questo momento, si procederà alla fucilazione in massa dei 40 ostaggi che sono nelle nostre mani. Viva il Reich, viva il nazionalsocialismo! Sei forte come una quercia. Vedrai che ce la farai. Perché questo ritardo? Grazie, grazie. Sto pensando a mamma che sta nel Tennessee e alla donna mia che abita a Chicago. È bionda, tiene gli occhi color del mare e muove bene. Capitano Hara. Sì, John. Ma quando torniamo a casa? Molto presto, John. La guerra sta per finire. Sta tranquillo. Sta tranquillo. Ma questo dottore, quando arriva? Questa è la terra mia. Ma perché ha già morire? Se ne va, poveraccio. Ma perché ha già morire? Se almeno ci fosse stata mamma. A mamma. A mamma. È finita.
La nostra operazione è riuscita perfettamente. La morte di John non ci voleva. È stato un eroe. Sì, Marco. Fai in modo che sia sotterrato prima di domani mattina nel cimitero dei nostri compagni. Requiem aeternam dona ei Domini, et lux perpetua luce a te, requiescat in pace. Sì, è stato un eroe, capitano Hara. Certo, lo è stato. Questa sporca guerra deve finire per il bene dell'umanità. Speriamo che finisca presto per tutti noi. Andate. Sì. Brutte notizie, Lupo. Il medico è stato beccato. Lo hanno fucilato. È stato tremendo. Un altro. Povero dottore. Mi ero ingannato. Tenente Mastroianni! Mitkommen, verdammt nochmal! Tenente Mastroianni, come lei vede non si scherza più. 48 ore di tempo perché il lupo esca subito dalla sua tana. E se non dovesse uscire, la cosa sarebbe molto grave per tutta questa gente. Ma se avete preso le donne, i vecchi e i bambini del paese, come si può pensare che questa gente aiuti i partigiani o collabori con loro? Stia attento, tenente, le sue parole stanno diventando insolenti. L'ho sopportata quando lei rimaneva ad ascoltarmi in silenzio. Ora vuole insegnarmi a fare il soldato? Lei sa benissimo che come uomo io non approvo e non approverò questa carneficina. Ma la mia opinione non conta. Purtroppo la legge di guerra mi impone di fare il mio dovere. Raduni i suoi uomini e mi porti il lupo. Salutiamo, a noi, signor Tenente! È nostro preciso dovere riuscire a trovare i veri colpevoli dell'attentato, affinché gli innocenti non debbano soffrire per loro. Setacceremo la zona palmo a palmo. Qualsiasi traccia, qualsiasi indizio, anche minimo, che trovate, dovete farmelo sapere. Mi appello a voi, italiani. Andrea! Don Demetrio! Come finalmente chi si vede? Sono tornato da Roma stanotte. Era ora. Sto cercando Maria Teresa. Io non riesco a capire... Dove sarà? Ti supplico, Don Demetrio. Nessuno mi ha saputo dire niente. Ma tu lo sai, ne sono sicuro. L'amore. Figliolo, ma sei ancora innamorato di Maria Teresa? Io so tutto di voi. Maria Teresa si è sempre confidata con me. È la forza della fede che ti manca, Maria. Ma tu chi ami, Marco o Andrea? Su, animo. Con me puoi parlare, figliola. Ecco, io non lo so. Andrea è un bravo ragazzo, però... Non c'è di che vergognarsi. Non ti ha riferito che intendevo sposarla? Mi ha parlato dei sentimenti che nutriva per te, di quell'amore giovanile e forse anche prematuro. Ti parlava di questo? Sì, l'hai voluto tu, figliolo. Maria Teresa abita sui monti, vicino alla Madonna del Pianto a Valle Rosa. Con lei c'è Serena. Oh, finalmente. Serena? Sì. La sorella di Marco? Sì, ma... Mi ha mentito. Allora erano tutte bugie quelle che mi diceva. Ma, povera ragazza, non avrà saputo che dirti. Lei non c'entra. Grazie, Don Demetrio. Ci rivedremo presto. Sì, senz'altro. Adesso va, figliolo, va con Dio. Va. Arrivederci.
Oh Marco, amore, quando finirai di fare questa vita, di correre tanti rischi? Quando starai di più con me, come stiamo ora? Pensa al nostro bambino. Maria Teresa, è colpa della guerra se non stiamo sempre insieme. Ma vedrai che finirà presto. E allora resteremo sempre vicini. Ti vorrei sempre qui, per accarezzarti questa pelle, che è tutta mia. Oh, abbracciami, stringimi. Sapessi quanta paura ho per te e quanta voglia ho d'amarti. Maria Teresa, devi avere la forza di resistere ancora per un po'. Poi tutto cesserà. E allora nostro figlio potrà crescere finalmente in un paese libero. Devo scappare. È il segnale. Mio Dio, Marco, presto. Fai in fretta, Marco, fai in fretta, per carità. Forza, ci sono i fascisti. Sbrigati. Attento. Ecco il bambino. Sì, grazie. Devi dalla mamma, amore. Non ti preoccupare. Salve, ce l'hai fatta. Sì, colombariere. Il tuo segnale è inconfondibile. E gli altri? Sono a pochi metri da qui, Lupo. Facciamo fuori quei porci. Uccidiamo tutti i fascisti. È meglio di no. Lasciamoli cuocere nel loro brodo. E poi potrebbero arrivare dei rinforzi. È meglio allontanarci in fretta. I tedeschi potrebbero individuarci. E allora, invece di pochi mitra, i mitra potrebbero essere molti. E noi non possiamo rischiare. Raggiungiamo gli altri. Andiamo. Colomba Nera, avverti l'altro gruppo. Mi raccomando, vola! Li abbiamo visti. Sono passati di qui. Presto, dileguiamoci in fretta, andiamo. Andiamo da quella parte. Bene. Dobbiamo far perdere le tracce, presto. Perché mi hai mentito? Non l'avrei mai pensato. Tu, Serena, la sorella di Marco, arrivare a tanto. Andrea, ti prego, vorrei spiegarti. Non potevo dirtelo. Lasciami! Andrea! Un momento. Aspetta! Tutto è chiaro ormai. Mi spiace, Andrea. Ora ti dico tutto.
Sì, sì, certo. Io che ho sofferto, che ho costruito la mia vita giorno per giorno, ora per ora, attimo per attimo, che ho sempre pensato di viverla con te. Speravo che tu mi aspettassi perché... Ma vedo... Andrea, forse sono colpevole. Ti amavo molto, sai. Ti volevo bene come un fratello. Ma... Dimmi chi è! È Marco. Il mio migliore amico. Ma è morto. No, Andrea. No, non è morto. Ti hanno mentito. E adesso dov'è? È in Alta Italia. Allora è tutto finito. Per noi due è finita, Maria Teresa. Perché? Perché? Eccoli, sono in perfetto orario. Eccoli. In alto le mani, traditori della patria. Arrendetevi se non volete mangiare la polvere che calpestate. Ma questo chi è? Boh? Da dove vengono gli spari? Dal bosco, al di là del ruscello. Preparatevi, vengo subito. Va bene, sottotenente. Fermati. È un ragazzo. Ma io faccio come vuoi, Lupo, però non è prudente. Ci tirerà addosso tutti, tedeschi e fascisti. Ma guarda che ci doveva capitare. È solo un ragazzo. Lo risparmiamo. Ora filiamo, presto. Povero ragazzo. Il dovere mi chiama, devo andare. Non mi aspettavo questa colpa alle spalle. Proprio da te. Ma no, no, Andrea! Ascolta! Mentito anche tu. Addio.
Signor Tenente, Marano il dice di aver scoperto un gruppo di partigiani nel bosco. Si è fatto un incontro con l'intento di fermarli, ma l'hanno ferito e uno di loro ha impedito che lo finissero. Aveva la voce autoritaria e i compagni lo chiamava Lupo. Va bene, sdraialo lì. Dimmi, ragazza, sapresti descrivermi chi degli uomini chiamato Lupo ti ha salvato la vita? Su, avanti, parla. Com'era vestito? Indossava un giaccone di pelle con un collo di pelliccia bianco. È in trappola. Sarà fucilato al posto degli ostaggi. Avevo qualche dubbio sulla sua fedeltà, tenente. Ora tutto è chiaro. Lei non può capire, tenente. Non può capire. Mi dispiace, tenente, ma è legge di guerra. Capisco. Colomba Nera, è successa una cosa grave. Certo, non è molto semplice, capitano. Come vede, la nostra vita è dura. Sì, lo vedo, lo vedo. Civetta è arrivato tardi. Ma potevi dirlo prima, idiota. Ma cosa c'entro io? Lupo, non vorrei dirtelo, ma Cosa c'è? io non me la sento. Cosa è successo? Non me la sento. Parla. Vuoi parlare? Non mi costringere, no. Parla! La casa è saltata. La tua donna, tuo figlio e tua sorella sono morti. No. 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 Lupo, fatti coraggio. Devi riuscire a resistere. Colomba Nera! Colomba Nera! Sì. Dove sta il tenente Heinz? Maria Teresa. Cos'è la vita? Cos'è la vita? Maria Teresa.
Non sapevo che in quella casa ci fossero degli innocenti. Hitler. Chi è Hitler? Ma perché? Perché faccio questo? Per chi? Per cosa? Ma è troppo tardi. Tornare indietro o non tornare indietro? Pover'uomo. 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 Maledetti criminali. Ora vi facciamo a pezzi. Bastardi. Non ho più nulla. Tutto è ormai distrutto. Il manto nero della morte ha avvolto per sempre le mie speranze. Ma voglio bere al calice della vendetta affinché la mia sete finisca per sempre, per poi invocare il silenzio della rassegnazione. Dio, perdona questo massacro. Ho un conto da regolare. Aspetta.